Film Commission del Veneto, motore prezioso per la promozione e la crescita del cinema nel territorio. È stato anche questo uno degli argomenti affrontati nella nostra intervista esclusiva dal direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Roberto Barbera, che plaude alla strada intrapresa dalla Regione Veneto. Un grande lavoro, quello che aspetta la Film Commission regionale, presieduta dal nostro direttore delle reti media nord-est Luigi Bacialli, che ricopre tale incarico a titolo gratuito, con la regia del direttore generale della Film Commission del Veneto, Jacopo Chessa. Le Film Commission hanno dimostrato di essere uno strumento efficacissimo per promuovere il territorio, per attirare sul territorio le produzioni nazionali e internazionali, sono un volano economico, oltre ad essere uno straordinario strumento di crescita professionale per tutti i giovani professionisti interessati a questo settore, quindi ha fatto benissimo la Regione Veneto a dotarsi di una Film Commission che potrà fare molto bene in futuro, come stanno facendo bene tutte le altre Film Commission italiane. Poi ancora uno sguardo al festival che verrà, a cominciare dalla sua madrina. È una persona di grande intensità, di grande emozione, di grande passione, quindi credo che riuscirà a comunicare questa sua passione anche al pubblico. E cosa vi siete detti? Ci siamo incontrati a Roma, abbiamo scambiato informazioni sul ruolo così delicato che è quello della madrina della mostra. Era assolutamente entusiasta, non vedeva l'ora di mettersi al lavoro